Attraverso una sua nota stampa, l'avvocato Michele Cimino, empedocrino di origini, da tanti noto anche come ex parlamentare e più volte assessore della regione siciliana nelle precedenti legislature, ci fa pervenire una riflessione inerente tematiche legali. L'avvocato Michele Cimino attualmente opera nella capitale palermitana con altri colleghi, ottenendo brillanti successi nelle sue attività forense. Uno tra i tanti, quello relativo al parlamentare regionale Pippo Gianni, con la sentenza 866-2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, dove allo stesso parlamentare gli fu restituito il seggio ingiustamente strappatogli che per volontà popolare aveva ottenuto per rappresentare la Sicilia. Per l'avvocato Michele Cimino i principi generali del diritto amministrativo sono stati sempre incentrati al buon andamento, all'imparzialità, all'economicità, alla trasparenza. Con la sentenza del Consiglio di Stato 7-2021 adunanza plenaria è stata riconosciuta la responsabilità per il legittimo o mancato esercizio dell'attività amministrativa con la responsabilità extracontrattuale e dunque riconducibile alla situazione dell'articolo 2043 del Codice Civile. L'illuminata sentenza dell'adunanza plenaria di Palazzo Spada ha inserito il principio fondamentale per la nuova pubblica amministrazione, cioè quello dell'efficienza. Infatti i ritardi della burocrazia che vedrebbero la pubblica amministrazione soccombere determinerebbe la rivalsa del cittadino ed essere risarcito sia per il danno emergente che per il mancato guadagno, lucro cessante, con la contestuale perdita di chance. Per un paese che ha bisogno di correre per accelerare la risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia, in riflessione merita il monito del Consiglio di Stato, pretendendo, oltre al buon andamento e imparzialità, principi sanciti costituzionalmente come quello dell'efficienza dell'azione amministrativa, conclude l'avvocato Michele Cimino.